siciliano, Alberto. Allora, il primo proverbio siciliano è muzzu cuzzu cuzzu muzzu. Bello proverbio. Questo è un proverbio molto antichissimo, che significa non fumarti mai le sigarette degli altri, ma fumati solamente le sigarette tue. E soprattutto quando puoi vattene a comprare. Giusto. Non scambiare mai l'emblema del tabacchino per l'emblema dei carabinieri, ok? Esatto, soprattutto per quello. Ecco. Un altro proverbio siciliano è che è Dunni muzzo coatto, muzzo capurucani. esatto, questo fa parte sia dal canile sia dal gattile, perché sì, sicuramente ci sarà anche un gattile per i gatti, non solo un canile per i cani. Certo, perché ricordate che il cane fa Fa bao e il gatto fa miau. esatto. Esattamente. Allora, un altro proverbio è Cipilolo la lamumu. che significa non guardare mai l'uovo del tuo compagno, perché se guardi l'uovo del tuo compagno prima o poi ci combini una bella frittata, quindi di conseguenza evita. Ecco, un altro proverbio siciliano in lingua araba. Alaska di mamma. Significa che praticamente dove posa l'uccello, l'aquila vola. Giusto. E quando l'aquila vola e si posa non se ne va più. Esatto. Ora continuiamo praticamente con i proverbi siciliani detti in lingua araba. Alaska mia. Significa praticamente che chi praticamente fa due non può fare tre. Significava questo. Sì, bravo. Oh, vedo che sai proprio l'arabo, il profilo. Sì, no, io per l'arabo praticamente. Bravo. Sei andato al cepo a imparare? Sì, al cepo sono stato. Ottimo. Un altro proverbio arabo che significa moglie e buoi dei paesi tuoi. Naturalmente detto in lingua araba. Un altro proverbio arabo che questo non è proprio un proverbio, è dire dov'è che vendono le sigarette, questo significa. Era un accenno a dire piacere mi dice dove sono le sigarette. Molto facile che molti di voi lo conoscono. Ma ora passiamo alla lingua cinese. Ora parliamo di un proverbio cinese, detto naturalmente in lingua cinese. Scengiu lì, scengiu là, vieni qua. Ecco fatto. E praticamente cosa significa questo? Allora, scengiu lì, scengiu là intanto significa avvicinati. Però non ti avvicinare troppo, perché se ti avvicini troppo poi rischi di farti male. Certo. Quindi di conseguenza devi stare sulla media misura. Misura media o misura diciamo M? Misura M. Va bene, allora continuiamo sempre con i proverbi e passiamo ai proverbi arabi. Proverbi arabi, allora c'era un vecchio proverbio che significa Halamalik Shinimasuk. Sì, questo era un proverbio praticamente che molti conoscono. Ah, ottimo, allora questo qua lo evitiamo proprio. Certo, ma ora naturalmente si passa dai proverbi arabi ai proverbi francesi, i proverbi francesi conosciuti, i proverbi francesi, che Alessio naturalmente vi spiegherà qualcuno. Oui, je m'appelle Catine Deneuve. La penna est potable. Ce que je peux vous dire quelque chose about mademoiselle. Quelle est-il? Bon petit. E so anche, scusami se ti interrompo Alberto, so anche com'è che si dice bambino piccolo in francese. Bambino piccolo, e come si dice? Petit bonbon. Petit bonbon. Sì. Davvero bello. E so anche come si dice pannolino in francese. Pannolino, e come si dice? Coffanetto da mar. Oh yeah!